Il cibo che mangiamo ha un impatto importante sulla nostra salute, sul nostro ambiente e il nostro futuro. Un terzo di tutto il cibo prodotto a livello mondiale, circa 1,3 miliardi di tonnellate, di cui l'80% ancora consumabili, viene scartato, mentre secondo i dati forniti dall'OMS ci sono nel mondo oltre 1,9 miliardi di adulti in sovrappeso, tra cui oltre 600 milioni obesi, un numero che è raddoppiato dal 1980. La cattiva educazione alimentare è in aumento non solo nei paesi ricchi, ma anche in quelli a reddito medio-basso, ed è un fattore di rischio per una serie di patologie acute e croniche. Cosa possiamo fare? Evitare gli sprechi. Per limitare i prodotti che finiscono nella spazzatura, possiamo controllare quali alimenti abbiamo già in casa prima di fare la spesa, evitando di acquistare articoli già presenti. E se notiamo che alcuni cibi sono troppi per noi, possiamo darli a parenti, amici e vicini, oppure donarli al banco alimentare. Mangiare sostenibile. Prestiamo attenzione ai prodotti che compriamo. Facciamo attenzione anche alla stagionalità dei prodotti e alla loro provenienza. Prediligiamo l'acquisto di prodotti locali a chilometro zero. Per approfondire questa e altre tematiche sulla sostenibilità, iscriviti al corso di base sullo sviluppo sostenibile di UniUd.